Se soffri da dolori cronici, mal di schiena, fibromialgia, è molto importante che ti sia stata diagnosticata questo dolore che si chiama nociplastico, perché il trattamento del dolore nociplastico è totalmente diverso da tutte le altre tipologie di dolori. Quindi ti invito, se non l'hai già fatto, a farti fare una diagnosi e chiedere al tuo dottore, medico, può essere fisiatra, può essere neurochirurgo, può essere semplicemente il tuo medico di base, di aiutarti a farti una diagnosi che si chiama dolore nociplastico, ok? Nociplastico. Ne parlo molto nel mio canale YouTube e questo ti fa capire che se rientri in questa tipologia non hai bisogno di nessuna terapia fisica, ma di semplicemente una terapia educativa, cognitiva e emotiva.